Siete con Penalty, siete all'interno di una trasmissione oggi molto particolare, molto femminile, essendo la festa delle donne. Volevo subito salutare la postazione di Catania perché sono arrivati altri ospiti. Intanto diamo il benvenuto ad una rappresentanza femminile della pallavolo Orizzonte Tre Mestieri. Abbiamo Tiziana Pizzo, buonasera. A voi, grazie per l'invito. Nome storico della pallavolo italiana, direi, non soltanto siciliana, dico bene? Responsabile del settore giovanile dell'Orizzonte Tre Mestieri. Sì, devo dire che ormai i miei trascorsi sono un po' lontani nel tempo. Però... Io avevo, devo dire, abbandonato totalmente l'ambiente pallavolistico per scelte mie, di famiglia, figli, e quindi per 20 anni, forse poco più, sono stata lontana. Adesso invece ho risposto con grande entusiasmo all'invito del presidente dell'Orizzonte Nino Romano, che insieme a mia sorella ci ha cercato per coinvolgerci in un nuovo progetto che sta partendo proprio in queste settimane. Tra poco parleremo del bel progetto appunto dell'Orizzonte Tre Mestieri e accanto alla responsabile appunto del settore giovanile dell'Orizzonte Tre Mestieri abbiamo mister Valerio Caniglia, mister della Cese femminile, prima in classifica in Serie B, ormai praticamente quasi con un piede in Serie A. Dico bene, mister? Diciamo di sì. Buonasera intanto a tutti e felice di essere qui. Oggi abbiamo... Restiamo però con i piedi per terra comunque, anche se le ragazze onestamente ogni martedì non sono molto d'accordo su questo. Quindi questo traguardo lo vediamo in lontananza. Piano piano, dai. Abbiamo un mister maschile per una squadra femminile, non c'è nulla che stona, credo, no? Va bene, può andare. Sì, credo di sì. Intanto la passione ci accomuna, la mia per il calcio e la grande passione di queste ragazze. Benissimo, perfetto. Tra poco parleremo di questo bellissimo campionato della Cesare femminile. Adesso invece insieme a Mario parliamo del campionato di promozione perché poi c'è soprattutto un girone C e un girone D che è scoppiettante sotto allora, questo punto andiamo a di vista. vedere che cosa è successo nel girone A. Sì, nel frattempo possiamo far partire la schermata con i risultati. Così ci aiutiamo nel frattempo. Un quadro completo, sì. Il Raffadali ha vinto fuori casa 2-1 contro il Castel Termini mantenendo i punti di vantaggio, anzi incrementandoli perché la Folgore in casa contro un'altra grande di questo campionato, ovvero la Libertas, ha perso. Dopo 8 vittorie consecutive in casa è arrivata una sconfitta, il primo posto è saldo, anche il terzo della Libertas a proposito. Sabato si è giocato un importantissimo scontro diretto tra Ligni Trapani e Castellammare perché c'è da rincorrere la Folgore Selinunte, perché se ci sono 10 o più punti tra questa squadra e la quarta classificata non si giocano i playoff. Vince Castellammare con gol sul rigore del coraggiosissimo Aguesci che ne aveva sbagliato già uno in partita, ha segnato quello decisivo e quindi il Castellammare deve recuperare un punto adesso per andare nei playoff. Guardiamo la classifica, la schermata, così possiamo anche comprendere un po' meglio appunto questo andamento del girone A. Eccola, qui Raffadari con 64 punti e la Folgore, come hai detto bene tu, 54. Questa è la parte alta della classifica e l'abbiamo analizzata. Più in basso invece vediamo che l'Aragona ce lo ritrovavamo praticamente ai play-out qualche settimana fa, adesso ha 34 punti perché nelle ultime 6 partite ha preso gol soltanto in 2 circostanze, il 6-1 di oggi, un gol subito dallo Sciacca che non vale niente, e poi i 2 gol subiti contro la Folgore, una squadra che ha avuto un rendimento straordinario nelle ultime settimane e in questo momento è salva, anzi. Benissimo, direttore, Raffadari in testa, insomma Raffadari è una bellissima piazza dell'Agrigentino, però tutto il movimento trapanese, forse spinto da questo Trapani che in questo momento, seppur soffrendo, fa il campionato di Serie B, ne ha trovato beneficio perché comunque abbiamo delle realtà trapanesi tipo appunto la Ligni Trapani, Castellammare, che vivono anche di riflesso il momento positivo di quella provincia. Ma io parto sempre dal presupposto che nel momento in cui le squadre più importanti militano nelle categorie più importanti è tutto il movimento che poi ne trae beneficio. Tranne a Catania forse in questo momento. Beh, in questo momento il Catania fino a qualche anno fa, fino all'anno scorso era in Serie A, in questo momento sta attraversando questo momento di difficoltà, ci auguriamo che si possa riprendere, però il fatto che il Catania possa risalire quanto prima in Serie A penso che sia un gran beneficio per tutto il movimento calcistico. È vero.
Benissimo, a questo punto il girone B, siamo sempre nel palermitano e un po' anche nel messinese, quindi capiamo bene com'è andata quest'undicesima giornata. Mario. Sì, innanzitutto vediamo che la Ciappazzi, la nostra incredibile Ciappazzi, la nostra mascotta, ha vinto contro la prima in classifica, Nel senso che Rocca tifi di per Caprileone, Ciappazzi? ma ha fatto una rimonta straordinaria, È definita vero, è vero. da un giornalista locale garibaldina per il suo atteggiamento contro il Merì la settimana scorsa, seconda vittoria consecutiva e una serie di risultati ancora più lunga di questa, chiaramente per aver recuperato così tanti punti. Dal basso anche l'iniziativa spinge e il Sinagra adesso ha esaurito il margine, aveva 5 punti di vantaggio fino a un mese fa, adesso ha soltanto un punto di vantaggio e dovrà giocarsela fino alla fine in queste ultime 4. C'è stata una partita importante, Cefalù contro Cus Palermo, ha segnato su punizione il solito giocatore, la Tassa Ceraulo, chiamato la Tassa perché praticamente preciso, arriva puntuale come le tasse. Soprannome, Sì, proprio, un soprannome ad hoc. precisissimo sui calci piazzati, 3-1 contro i Cussini di Palermo. In questa parte della classifica comunque manca poco perché cambia poco perché le squadre sono molto vicine e non ci sono possibilità di grandi ribaltamenti, diciamo. È vero. Rocca di Caprileone in testa con 59 punti, loro l'anno scorso hanno fatto un campionato importante in eccellenza, sono retrocessi, è una bellissima realtà e parliamo di provincia come quella messinese che l'anno scorso aveva fatto capire che poteva fare un po' numeri, poi si sono un po' smarriti, no? Se andiamo a notare, non a caso nella nostra parte della Sicilia soltanto una squadra milita anzi 2 squadre militano in Serie D, Leonfortese e Noto, mentre dall'altra parte Ce ne sono del di più, Messinese Due ce ne sono Torri, 4, Brolo. Quindi non è un caso che ci sono i corsi e i ricorsi storici. È vero. Ci sono dei momenti in cui da questa parte c'erano tante squadre in Serie D, in questo momento il calcio da questa parte sta soffrendo un attimino, mentre dall'altra Ma parte una Serie D vivono che momenti... costa però, direttore, cioè partiamo da un punto che la Serie D ha dei costi non di poco Lì conto. bisognerebbe fare tanti altri discorsi che la Lega dovrebbe intervenire, dovrebbe in qualche Io punterei modo... sempre su un girone prettamente siciliano perché le squadre in questa maniera possono gestirsi tutta meglio. la possibilità di farlo, avremmo tutta la possibilità di fare un girone siciliano. E questo è importante perché i costi in quella maniera si Certo, ammortizzano in maniera esagerata. Bene, voglio di nuovo ricollegarmi con Catania perché voglio un attimo chiacchierare con Tiziana Pizzo, che come ho detto poc'anzi è un nome storico, o meglio il cognome è un nome storico della pallavolo, no? Abbinata al miracolo, all'idea che portò lo scudetto anche a Catania. Adesso si lavora con i giovani e credo che su quello bisogna puntare, no? Perché insomma i giovani devono essere per forza il futuro di tantissime società che non dispongono di un mega budget. Dico bene, Tiziana? Sì, credo che il settore giovanile sia alla base delle squadre che poi vogliono avere risultati grandi di vertice. È fondamentale anche perché sennò si rischia sempre di andare a cercare i campioni da fuori e spesso purtroppo non ci sono, diciamo, le risorse economiche per poter mantenere una squadra di questo tipo e quindi occorre fare i campioni un po' come abbiamo fatto noi, come facemmo noi al nostro tempo, alla nostra epoca, e noi abbiamo vinto lo scudetto, avevamo soltanto una persona di fuori e una straniera e basta. Adesso insomma questa cosa sarebbe improponibile. Sulle straniere... L'Orizzonte in questo senso sta cercando appunto di riproporsi anche dal punto di vista del settore giovanile con Donatella, mia sorella. Ripeto, l'accordo diciamo è recentissimo, stiamo ponendo le basi per un'attività completa a partire proprio dai CAS, Under 12, Under 13, Under 15 e quant'altro, in modo da poter cercare nell'arco di qualche anno di poter veramente attingere per la prima squadra appunto dal settore giovanile, ce lo auguriamo tutti. Benissimo, i risultati tra l'altro per la prima squadra stanno arrivando, quindi questa è la dimostrazione che si sta lavorando bene. Continueremo tra poco a parlare di nuovo di pallavolo e poi anche insomma conoscere quelle che sono quello che è l'obiettivo della Cese femminile di calcio, perché adesso dobbiamo ritornare a parlare di promozione girone C. Sì. Io tra l'altro ho anche un bel filmato riguardante il San Gregorio Trecastagni, Sì. che insomma ha fatto sì che il San Gregorio prendesse un po' fiato Sì. e probabilmente c'è la condanna definitiva
al Trecastagni, che seppur terzo in classifica sappiamo che non vive sicuramente delle belle primavere. Assolutamente sì, dal punto di vista del San Gregorio si tratta di rincorrere i play-out che in questo momento si giocherebbero, ed è essenziale, Ettore, il recupero che si giocherà mercoledì contro la Spadafforese, San Gregorio contro Spadafforese. Ricorderai la vicenda dell'acquazzone, I famosi 6 minuti mancanti i 6 finali. che fanno ripetere tutta la partita. Chissà, tra l'altro le scelte di Bellia non sono state banali, perché per esempio Bracciolano è andato in panchina, sono Sì. andati in campo diversi juniores. Perché sanno che la partita è importante, tra Non l'altro. solo la partita è importante, ma Bellia non ha visto alcune cose che non gli sono piaciute, quindi ha voluto dare un segnale molto forte alla squadra. Guardiamo i risultati, la classifica e poi la commentiamo con il nostro ospite. Vediamo i risultati. Lo Sporting Taormina rimanda di una settimana i festeggiamenti, perché? Ma forse per un gran Di Pietro. Di Pietro è il portiere del Pistunina, ha parato molto. Si è esaltato. Rasà aveva portato in vantaggio i messinesi come al solito, e parliamo dei giocatori del Taormina. Purtroppo però alla fine sono stati ripresi, niente vittoria, pazienza. Sì. Il Trecastagni ha recuperato una parte dei suoi titolari, soltanto 3 per la verità, ma ha perso comunque, come abbiamo appena detto. Giocherà sicuramente i playoff, ma non sappiamo con quale spirito. La seconda classificata è il Troina, ed è un Troina che ha vinto, come vediamo, 3-2, una partita difficile e molto faticosa contro il Città di Randazzo, e anche in settimana 2-0 contro il Realaci nel recupero. Quindi 6 punti pesantissimi. Squadra emergente e in grande forma. Guardiamo un attimo anche la classifica, la commentiamo insieme al direttore. Sporting Taormina, a dimostrazione insomma che il lavoro paga, la programmazione paga, ormai è abbastanza certa la sua promozione nel campionato di eccellenza. Il Troino passa a 52 punti al secondo posto, e il Trecastagni, ne abbiamo parlato poc'anzi fuori diretta, insomma È al terzo ha posto. combinato quello che ha combinato, no? Nel senso che una squadra che era seconda in classifica, guidata da un allenatore anche di qualità, Alfio Barbagallo, è stato allontanato, e la squadra insomma adesso è in picchiata libera, praticamente sta quasi regalando i punti a molti, perché gioca con una squadra juniores. Cioè, perché queste cose? Non lo so, non essendo... Io rimango sconvolto quando vedo queste cose. Non essendo dentro la società non posso giudicare, non so cosa possa essere successo. Si rischia di falsare però. Beh, chiaramente, però l'unica cosa certa è che il Taormina sta facendo questo suo campionato quasi da sola e lo sta dominando, Che poi, per cui che poi tra l'altro sul Taormina, insomma, squadra di eccellenza, ci sono due società. Squadra di Di promozione, ce n'è promozione. anche un'altra in prima categoria, Sì. e, insomma, forse sarebbe meglio farne solo una, no? Competitiva. A Ragusa per esempio state per vivere questa realtà, il New Team Ragusa il prossimo anno fa il campionato di promozione. Certo, sicuramente. Si rischia poi di fare Però, un po' troppo... ma noi quest'anno abbiamo cercato di unire gli sforzi tutti quanti per cercare di fare qualcosa Sì. di importante, però ognuno vuole vivere le proprie realtà, per È cui... Non possiamo negare questo. No, assolutamente, perché... Non si può negare, su questo sono Assolutamente no, anche io assolutamente d'accordo. no. Beh, allora a questo punto guardiamoci questo servizio realizzato da Francesco Casicci sulla vittoria del San Gregorio nei confronti di questo Trecastagni, che ormai, da quello che insomma abbiamo già detto, probabilmente insomma è in picchiata libera. Il San Gregorio spezza una striscia di ben 7 sconfitte consecutive, ritrovando il successo tra le mura amiche. La prima di 6 finali professavano i gialloblu, che sebbene latiti lo spettacolo, regolano il Trecastagni col punteggio di 3-2, passato da nobile del torneo a squadra Materasso, che nel corso dell'ultimo mese è stato capace di raccogliere un solo punto contro le ultime 4 forze del girone C. Mister Bellia sorprende tutti, lasciando in panca Luca Bracciolano e Luca Pacini, favorendo l'ingresso di ben 6 juniores che bene comunque si destreggiano. Sponda Trecastagni, il terremoto è societario e tecnico, stravolge da più di un mese la formazione infarcita di juniores. 4 dei 5 gol sono realizzati comunque nella prima frazione di gioco e ben 3 dal dischetto. La partita la sblocca proprio dagli 11 metri Concetto Alessandri al 17° minuto per atterramento ai danni di Marco Garozzo. Il pareggio arriva ugualmente dagli 11 metri con il fallo di Capitan Giuseppe Nocera, che determina il penalty trasformato dal numero 9 Dario Suriano. Un incontenibile Garozzo guadagna ancora il penalty con Concetto Alessandri che fa il bis, bravo a battere Stefano Caruso. Al 45° minuto il Trecastagni perviene al pareggio con la rete di Cavallaro, che approfitta di un disimpegno impreciso dell'estremo difensore Danilo Cacisi.
Nel secondo tempo la bramosia dei 3 punti acceca il San Gregorio, che propone una manovra non sempre lucida. Il Trecastagni non ha nulla da perdere, ma a 5 minuti dal termine arriva il gol della vittoria. Il primo squillo stagionale di Carmelo Verzì, che permette al San Gregorio di ritornare al successo che mancava dall'11 gennaio contro l'Atletico Pedara battuto 2-0. Per il Trecastagni la parabola è discendente, sebbene il terzo posto in classifica alle spalle di Sporting Taormina e Troina. Per il San Gregorio le prossime saranno 5 finali a partire dal match di recupero contro la Spadaforese mercoledì prossimo. Penalty, il calcio è anche questo, e il San Gregorio vince con il Trecastagni che fino a un paio di settimane fa era nelle zone altissime della classifica. Vabbè, succede. Allora, adesso il girone D, perché è un girone importante, intanto perché dobbiamo capire bene dove vuole arrivare il Ragusa anche e soprattutto la prossima stagione, e questo ci incuriosisce moltissimo. Diamo intanto il quadro completo, poi Sì. tra l'altro siamo andati con Giuseppe Signorino a seguire lo scontro importante Sporting Battiati Atletico Gela, finito Importantissimo 1-1. perché questa settimana riposava la Sicula Leonzio, quindi tutti ci chiedevamo cosa farà l'Atletico Gela, accorcerà almeno 2 oppure no? Non La lo risposta sappiamo. è no, perché dopo 60 secondi passa in avanti lo Sporting con Inserra e adesso andiamo a vedere Vediamo i risultati intanto, eccoli qui. Quello che balza all'occhio è proprio quello che vi dicevo, gol di Scerra per pareggiare. Si potrebbe pensare a un dominio dell'Atletico che ha provato a vincere fino all'ultimo, però poi forse vedremo che non è andata proprio così. L'Atletico Catania vince 5-2 e si riavvicina approfittando anche del pareggio dell'Atletico alla zona playoff, che è molto intricata, molto interessante, perché Palazzolo e Ragusa sono a 37. A proposito, il prossimo turno è davvero molto interessante e per il Ragusa era il momento peggiore per riposare, perché ci sono un sacco di scontri diretti. Leggo Santa Croce Gela, Atletico Gela Sicula Leonzio, se vi va di vederla per caso, Palazzolo Atletico Catania, insomma c'è molta carne al fuoco per la prossima settimana. Un risultato eclatante è Macchidella Gela Pachino 9-3, 5-1. Sono andati tutti in vacanza. 5-1 dopo il primo tempo per il Macchitella, con tripletta del capocannoniere del torneo, ovvero sia Liborio Scudera, e Pachino che ha concluso in 8 poi questa sfida. Ho capito, beh, evidentemente sono andati in vacanza. Direttore, Ragusa 37, facciamo vedere un attimo la classifica. Ragusa 37, beh, effettivamente ancora è lì, insomma, i playoff sono vicinissimi, ma il vostro obiettivo qual era all'inizio della stagione? Perché probabilmente era un campionato di transizione, o sbaglio il vostro? Allora, il nostro primo obiettivo è stato quello di mettere su questa squadra, Sì. di farla ripartire, ridargli una dignità, e diciamo che questo campionato l'abbiamo vinto. È vero, su questo sono pienamente d'accordo. Poi pure io. c'erano 3 obiettivi che potevano essere la vittoria del campionato, la vittoria della Coppa e l'eventuale ingresso nei playoff. Quindi ancora gli obiettivi sono raggiungibili, I primi o meno, due, i primi due non tanto. li abbiamo falliti, i primi 2 li abbiamo falliti e li abbiamo falliti in pieno. Il terzo è ancora alla nostra portata, anche se con grande difficoltà perché, giusto come diceva poco fa il suo collaboratore, domenica prossima noi riposiamo, Sì. e c'è lo scontro diretto tra Palazzolo e Atletico Catania. Diciamo che per noi va benissimo così, perché si scontrano tutti e due, quindi qualcuno dovrà fermarsi o tutti e due dovranno tutte e due. fermarsi. Quindi per noi non c'era partita migliore per riposare. Però è chiaro Comunque, che le difficoltà... quest'anno bene o male comunque qualcosa l'avete raggiunta, intanto appunto Sì, partecipare al sicuramente campionato sì. e chiuderlo Sicuramente a sì. prescindere da quello che sarà il risultato finale. Dopo tutto quello che era successo, infatti. rivedere lo stadio aperto, Ci rivedere anticipa i- qualche cosa per la prossima stagione? Così, No, ma così, perché arrivano voci, insomma, di nuovi ingressi in ormai società. l'abbiamo anche chiarito con una conferenza stampa. Noi con grandissimo piacere abbiamo appreso che il dottor Proto aveva espresso questo suo gradimento. Proto come persona, non come società. Proto come persona aveva espresso questo suo gradimento a ritornare nel calcio,
e gli piaceva fare calcio nel Ragusano. E quindi a questo punto Ci la siamo piazza di Ragusa, insomma, penso ci che siamo l'accoglierà. parlati. Ci sono i presupposti per portare avanti questo progetto che dovrebbe essere molto interessante, è un progetto di 3-4 anni molto interessante. Benissimo, Se così rose fioriranno, se vedremo rose alla fine fioriranno, del anche campionato. perché Ragusa, diciamolo pure, merita ampiamente categorie molto più importanti. Diciamo Soffrirete però la che- presenza del New Team Ragusa il prossimo No, anno? No, assolutamente no, perché il calcio è bello, perché è vario, siamo contenti. ognuno si ritaglia il proprio spazio. Per Giustissimo, cui... direttore, sono assolutamente d'accordo. Allora, guardiamoci adesso lo scontro appunto tra Sporting Battiati e Atletico Gela, è finita in parità, il servizio è di Giuseppe Signorino. Il giorno del ritorno al Nido Totro per lo Sporting Battiati, che dopo un campionato intero per quanto riguarda le partite in casa giocate al Buon Aiuto Somma di Mascalucia si rituffa nel suo campo di appartenenza. Di fronte c'è l'Atletico Gela, la seconda della classe, che lotta ancora per il primato. È un testacoda ma non c'è nulla di scontato. Il pallone per Giacone, il lancio in profondità, l'apertura per Idrisu, il palleggio, il lancio, attenzione, per Inserra, diagonale, e il gol! 1 minuto di gioco al Nino Todaro, è tutta un'altra storia, lo Sporting Battiati passa in vantaggio. Luca Di Gregorio, un palleggio d'altri tempi, lo vediamo inquadrato in panchina. Brancacci, il colpo di tacco da parte di Fiore, Fraglica sulla sinistra, il cross per Scerra, Marraffino chiude in maniera strepitosa l'angolo. Ancora l'Atletico Gela che rimane in avanti, vince un pressing, la conclusione da parte di Scerra, anche in questa occasione alza di poco la mira. Il calcio d'angolo al corner, Venniro, la rovesciata e il gol, ma attenzione, Iapichino segnala qualcosa. Decisione abbastanza dubbia nella circostanza, gol annullato a Venniro del possibile pareggio. Attenzione ancora l'Atletico Gela in avanti, c'è un lancio dalle retrovie, la conclusione da parte di Fraglica, si distende Marraffino, in seconda battuta arriva Leone, Lombardo determinante a deviare il pallone in calcio d'angolo. Sull'altro fronte il passaggio di Giacone per Luca, si beve gli avversari, il palo, evita il raddoppio all'Atletico Gela. Disperazione nel Battiati, che grandissima opportunità. Battiati ha chiuso il primo tempo in vantaggio per 1-0 con gol di Inserra dopo 2 minuti di gioco e riparte a testa alta con il calcio d'angolo di Luca, la testa da parte di Patanè, palo sfiorato. Venniro apre per Fiore, il cross di Fiore per la testa di Fraglica, Marraffino vola all'incrocio dei pali, grande intervento, si congratula con lui anche Turi Mirabella. Inserra, il vero da parte di Idrisu, Inserra con il destro, convincente, ma mira abbastanza a lato. Giacone lavora un gran pallone sulla destra, trova il varco per il cross, la respinta, campanile della difesa dell'Atletico Gela, incredibile, guardate cosa si va a mangiare timpano con il destro. Attenzione a questo pallone che Idrisu perde, si sviluppa l'azione sulla sinistra dell'Atletico Gela, rinvio maldestro da parte di Patanè, arriva Scerra e il pareggio dell'Atletico Gela. 29 minuti della ripresa, gran destro di Scerra, ma quanta responsabilità dal centrocampo alla difesa. Proteste inutili, vibranti dell'Atletico Gela e Iapichino sventola un cartellino rosso al difensore centrale Pira. Atletico Gela in 10, siamo sull'1-1. Giacone domina quasi in maniera incontrastata il settore destro. Attenzione ancora a Giacone, parte il cross, Idrisu, incredibile Idrisu, incredibile. Attenzione, questa è la reazione di Inserra, nulla di eclatante, ma l'arbitro decide per l'espulsione di Inserra e anche del numero 8 Alma. Giacone vince un rimpallo sulla destra, Giacone mira all'incrocio dei pali ma spreca incredibilmente, getta alle ortiche un'opportunità. C'è un po' di rammarico, all'inizio nessuno si aspettava, magari un punto avrei messo la firma, invece abbiamo fatto una gran partita come mi aspettavo, abbiamo lavorato bene in settimana, quindi forse meritavamo qualcosa di più, hai ben detto, per il gioco prodotto e le occasioni sprecate, quindi meritavamo forse di vincere. La Bolgia Pachino.
Sì, quello è un altro scontro diretto, qualsiasi risultato c'era oggi, quella di domenica è una finale, andiamo a Pachino a giocarcela come abbiamo sempre fatto, se giochiamo così sono fiducioso. Un Luca Di Gregorio molto fiducioso e questa è una cosa molto positiva. Allora, abbiamo chiuso la parentesi del campionato di promozione, mi devi lanciare la pubblicità. Allora, pubblico, restate qua con noi. No, guarda qui, questa camera. Da questa. Perfetto, ok. Restate qua con noi, manchiamo pochissimo. È una debuttante, quindi bisogna... Pubblicità. È di nuovo estate e con l'estate riesplode Donna del Mare. Per diventare una delle 8 concorrenti della nuova edizione, partecipa ai casting ufficiali. Vai sul sito www.donnadelmare.it e compila la scheda di partecipazione. Parteciperai alle selezioni per vivere un'estate di successo indimenticabile. Allora chiama al 336 9207 27. Il concorso che colora l'estate sta aspettando te. È un'organizzazione Play Village. Un'azienda giovane e rampante, competente e soprattutto all'avanguardia. PC One, un solo nome, un solo successo. Da PC One l'assistenza che cercavi nel mondo dei PC. Tutta la componentistica per l'informatica, tutti gli accessori per computer delle marche più prestigiose. Asus, Toshiba, Acer, MSI. Da PC One ampia scelta di notebook e stampanti per PC, nonché toner e cartucce originali e compatibili. PC One, infoline 095 53 71 91.